Corriere del Veneto, domenica 7 dicembre 2025. Il tempo di voltare pagina. Zainetti e trolley per tragiti di un paio d'ore in automobile o in treno, e non solo valigie nella stiva di aerei in volo su tratte di medio e lungo raggio. Per il Veneto è questa l'immagine che sintetizza il rapporto CNEL sull'attrattività dell'Italia per i giovani dei paesi avanzati. Un mix di migrazioni interne, al di là del Garda e appena sotto il Po, e di emigrazione oltre il confine. A dire il vero, conoscevamo a memoria questa malinconica immagine, ma ripetita iuvant, almeno per chiudere la fase di analisi della fuga dei cervelli. I tempi sono maturi adesso per voltare pagina. Il neogovernatore del Veneto e la sua squadra ci diranno quali politiche e interventi realizzeranno da oggi al 2030 per creare condizioni idonee a ridurre l'esodo di giovani nati e cresciuti qui, attrarre coetanei dal resto d'Italia ed Europa, integrare giovani migranti che riempiono le nostre aule universitarie, portare capitali di rischio, accogliere grandi imprese e far nascere nuove imprese. Il nuovo corso della Fondazione del Nord-Est, con i 3 focus su catene globali del valore, ecosistema delle start-up e investimenti in benessere organizzativo e sostenibilità, fornirà le indicazioni per orientare le politiche regionali. Il nuovo progetto della Camera di Commercio di Padova, DIVE, Driving Innovation for Veneto Economy, realizzerà iniziative pilota per individuare il modo migliore per connettere talenti, imprese, finanza e università. In attesa che si concretizzino gli auspici appena elencati, i tempi sono maturi anche per voltare rapidamente pagina in modo inedito. Prima, studiare le pratiche manageriali del crescente numero di imprese che fanno scuola sul fronte delle scelte strategiche e organizzative per attrarre, trattenere e valorizzare il capitale umano. Poi, progettare policy idonei per diffonderle in modo capillare. Vediamo alcuni esempi. Ci sono le imprese volano di impatto, analizzate nella ricerca nazionale sulle società benefit. Allocano budget ad hoc per migliorare politiche di welfare, flessibilità, benessere, equità, conciliazione vita-lavoro, formazione per lo sviluppo professionale. Si danno obiettivi annuali, monitorano il grado di raggiungimento, avviano azioni correttive per agire sulla qualità dell'esperienza lavorativa. Queste realtà insegnano cosa fare per trasformare il capitale umano in leva strategica per l'innovazione e la competitività di lungo periodo. Ci sono poi le imprese pioniere, che, anche con la guida di AIDAF, l'Associazione Italiana delle Aziende Familiari, hanno sviluppato strumenti per allineare i valori aziendali con i processi interni e quelli lungo la filiera, per definire metriche di impatto e integrarle nei sistemi di performance management e nei pacchetti retributivi, per ripensare la governance. Alcuni studiosi dicono che le giovani generazioni non sono disponibili a lasciare i loro valori a casa. Se le cose stanno così, esplicitare i principi che ispirano la strategia e trasferirli nella gestione è lo strumento per attrarre capitale umano e per trattenerlo nel tempo. Le imprese pioniere lo sanno fare bene e la loro esperienza può diventare un'occasione di apprendimento collettivo. E poi ci sono le realtà in tutti i settori che un po' in sordina assumono giovani immigrati di seconda generazione con la laurea e migranti giunti in Italia per l'università, portando varietà etnica e cromatica nelle linee manageriali intermedie. Da queste imprese si impara sia come superare i pregiudizi culturali nella selezione, creare ambienti di lavoro inclusivi, disegnare percorsi di carriera equi, sia quali sono i servizi e le condizioni esterne che città e territori dovrebbero fornire per essere luoghi desiderabili in cui vivere stabilmente. Mettere insieme politiche regionali e buone pratiche aziendali darà sicuramente buoni frutti.